Der Vergessen Garten, l'orto dimenticato, potrebbe essere il titolo di un film o di un romanzo, ma è il nome di un progetto che recupera la storia dell'uomo, della montagna, mettendola al centro dell'ambiente. Un progetto di cooperazione presentato nel contesto di Agrimont, esposizione dell'agricoltura di montagna a Longarone Fiere, che sviluppa il contributo di tre GAD, quelli veneti dell'Alto Bellunese della montagna vicentina e quello austriaco del Tirolo orientale. Realtà territoriali diverse ma unite dal comune denominatore del paesaggio montanaro, un patrimonio da salvaguardare mediante azioni mirate che valorizzino il lavoro dell'uomo. Con il termine orto dimenticato si parla di una montagna dimenticata, cioè quella che coltiva tutti i giorni e che riesce magari a far sì che si guardi a una realtà che sta mutando velocemente in maniera più positiva, perché abbiamo potenzialità, ed è questo l'ho raggiunto, far sì che il montanaro si renda conto di quante potenzialità ci sono sul proprio territorio e che magari sposando modelli di vita che sono prettamente urbani non riesce più a cogliere. È un progetto dimostrativo in quanto mira a recuperare poi quella che è la tradizione della nostra montagna, quindi la tradizione delle erbe, degli orti, delle erbe aromatiche, delle erbe officinali. Quindi attraverso questo sfruttamento, ma anche imparare meglio a coltivare, produrre, trasformare queste piante, dare poi una ricaduta dal punto di vista economico sul territorio. Tra le tante iniziative messe in campo, il progetto si distingue per la capacità di mettere insieme i territori, trasmettere conoscenze ai più giovani e avvalersi del prezioso apporto del partner austriaco, cui è delegata la parte formativa. Noi ci dedichiamo alla formazione e qui non solo alla formazione di studenti ma anche di soprattutto agricoltori che vogliamo fare diventare anche imprenditori e accelerare o anche portare avanti lo scambio tra l'Italia e l'Austria. L'obiettivo è che per primo i ragazzi si conoscano e che abbiano un tema, una materia comune sulla quale lavorare. Qui abbiamo per esempio gli ortaggi e le erbe medicinali ma anche aromatiche da impegnare in cucina, e qui con le esperienze che hanno si incontrano siccome la cultura è diversa, quella tedesca, dico austriaca, e quella italiana, si approfitta vedendo come fa l'uno e come l'altro, e in più devono anche parlare una lingua comune o si scambiano in italiano, in tedesco e in inglese. Anche qui è un altro sforzo che devono fare ma che li unisce. L'obiettivo è restituire alla montagna un futuro partendo dal passato, salvaguardare l'ambiente grazie alle tradizioni delle comunità, tutelare il reddito di chi ancora produce e coltiva in montagna, sapendo che anche da qui passa il benessere turistico del territorio. La popolazione delle montagne del Veneto, ma in generale, tranne dell'Alto Adige, in generale è una popolazione che sta invecchiando, che sta diminuendo, e i giovani stentano a vivere in montagna perché comunque manca il lavoro, perché comunque ci sono mille difficoltà. Io credo che la dimostrazione è anche quella di far capire che la qualità della vita, se riusciamo a coniugare ambiente, territorio, lavoro, è fondamentale ed è altissima. Se il territorio è sfruttabile, è tenuto bene e dà opportunità, è visitabile e il turista arriverà, e quindi ne usufruiremo dal punto di vista turistico e economico in maniera molto forte. E sta a noi, sta al cittadino della montagna, l'abitante della montagna, sfruttare questa opportunità.